Siamo a Vino VIP Cortina, siamo ormai alle ultime battute finali, siamo qui a Lettofane e naturalmente questo Vino VIP si fondava sul vino ovviamente, ma c'è un grande lavoro di servizio alle spalle che l'Ice Veneto ha in qualche modo assolto, anzi direi in modo eccellente. Sì, il lavoro è sempre tanto, diciamo in questa biennale, quest'anno forse è l'anno diciamo, dove abbiamo utilizzato meno sommelier perché essendo la manifestazione su 2 giorni invece che su 3 come al solito, quindi qualche sommelier in meno c'è stato, ma il lavoro è stato veramente Anche tanto. Perché i ritmi sono veramente Forsennati io direi, sì, stato... veramente forsennati perché anche dal punto di vista logistico, come lei può ben vedere, ecco, passiamo da una montagna all'altra nel giro di poche ore, quindi così basta dimenticare una sputtacchiera e dimenticare una glassette o una bottiglia di vino, perdi 2 ore per andarla a prendere, voglio dire, ecco. Quindi è un lavoro duro dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista mentale, anche perché la preparazione dei vini è molto lunga, sono molti vini. E direi anche atmosferico perché ieri sera avete lottato contro un tempo che... Atmosferico perché le condizioni climatiche in montagna a volte sono proibitive, bisogna avere la fortuna di far entrare la manifestazione in un lasso di tempo in cui la fortuna, qui è anche la bravura di prevedere anche scenari diversi. Ma no, beh certo, questo devi prevederlo già prima, quindi magari spostare i vini da una terrazza all'interno o viceversa, chiaramente guardando le condizioni meteo. Sì. Allora, cosa dici? Lo promuoviamo? Siamo con il responsabile regionale, quindi da lui ci aspettiamo una parola. Sì, diciamo che comunque con Ivan che collabora qui e opera nel territorio è comunque una garanzia anche perché conosce benissimo le location per cui sa organizzarsi e insomma massima fiducia al nostro amico Ivan. Un bel 10 allora. Grazie mille e speriamo di rinnovarci ogni 2 anni nella stessa maniera e sempre con lo stesso spirito. Siamo a Cortina d'Ampezzo, cuore delle Dolomiti, la perla delle Dolomiti, ma siamo in provincia di Belluno e naturalmente non potevamo non avere il delegato della provincia di Belluno dell'Ice Veneto. Allora, come ti sembra questa manifestazione? Poi vedo che al tuo fianco ci sono 2 personaggi noti. Sì, questa manifestazione è sempre meravigliosa, noi è già qualche anno che vi partecipiamo, penso che sia già la 7ª o 8ª volta. Sì. Con noi abbiamo Marco Falconi e Cristiano Comotti che sono 2 sommelier di Bergamo che organizzano sempre questa manifestazione e devo dire che sono dei sommelier meravigliosi, preparatissimi, bravissimi. Veramente da fargli i complimenti perché io ho seguito da... Sono dei, come vi definisce? Torcoli che 2 sommelier acrobatici. Acrobatici, esatto. E è davvero perché fanno delle cose stupefacenti. Io li ho visti in azione da ieri sera con condizioni meteo al limite e voi non perdonate botta, sempre pronti. Beh, alla fine sì, ce la creiamo sempre, noi sappiamo acrobatici per questo, perché in queste condizioni di tempo... E poi la cosa bella è che rispondono sempre, su un sorriso sempre pronto. Gentili, sono sempre gentili. Non è facile in certe condizioni essere sempre così. Sì, è vero. E comunque è una manifestazione meravigliosa come poche ne esistono credo in Italia. Penso che sia l'unica. Ecco, vorrei specificare che è organizzata naturalmente da Civiltà del Bere e non da ICE. Però naturalmente come vedi siamo in divisa, perciò rappresentiamo... È bello che Civiltà del Bere ricorre a voi, insomma, cioè in qualche modo vi identifica come coloro che in qualche modo sono in grado di tenere botta a questo manifestazione. Penso che questa divisa rappresenti l'Italia nel vero senso del mondo del vino, perciò qualsiasi persona indossa una divisa del genere deve avere rispetto per quello che fa. Certo.